Grido d'aiuto. S'eleva un grido d'aiuto all'orizzonte. L'uomo che amavo ha scalfito i miei sogni. Ho un afflato di voce che non è più voce. Il trucco cela lividi e morsi. Hai tarpato le mie ali di farfalla. Il tempo ha rivelato chi davvero sei. Il tormento dei pensieri miei. Mi fai chinare lo sguardo, sono stordita, sei riuscito a sminuire la mia vita. Questo non è amore, lo so, è l'inganno dell'apparenza, dal di fuori tutto è bellezza. Non riesci a strapparmi un sorriso, mai spenta. Ho solo opachi ricordi del nostro primo bacio, poi il ghiaccio. Tutto è freddo intorno a me, i tuoi gesti, le tue parole. Povero uomo senza cuore. Dai miei occhi scivola il trucco, i tuoi epiteti e i tuoi pugni mi lasciano di stucco. Sono a terra, sanguinante, il mio corpo è martoriato da percosse, in questa notte nera da dimenticare. Un giorno non sarò più tua, un altro uomo mi amerà, donandomi ali per volare. Volerò per il mondo con ali di farfalla, dicendo a tutti che l'amore non è dato da uomini di carta. Ecco, abbiamo letto la poesia che apre questo libro, questo piccolo ma grande libro che è una silloge di poesia di Giovanni Gulino, che è un ragazzo di Ragusa, siciliano, giovanissimo, poi dopo lo incontreremo. Il libro si intitola Frammenti di cuore, riflessioni di un aspirante poeta, edito dall'Elisir. Noi oggi lo presentiamo qui nell'associazione che invece è a San Donà di Piave, quindi proprio ben lontano dalla Sicilia, ma invece vicinissimi e collegati con il cuore, proprio a dimostrazione che la poesia, ma anche l'inclusione, non conoscono confini, non conoscono distanze. E oggi siamo qui nell'associazione I Ragazzi del Piave, giusto appunto a San Donà di Piave, e siamo qui col presidente dell'associazione dei Ragazzi del Piave, che si chiama Paolo Colosso, e che adesso ci racconterà cosa fanno qui ai Ragazzi del Piave, che succede in questo posto che è bellissimo. Allora, l'associazione è stata fondata è partita da un mio desiderio di autonomia e è stata fondata tre anni fa, precisamente a giugno del 2023, con lo scopo di far vivere esperienze indimenticabili ai ragazzi, agli associati e per fargli vivere una maggiore autonomia. Ecco. E che attività svolgete qui? Allora, prevalentemente facciamo uscite in barca, uscite in montagna, dopo ci troviamo a guardare film e per passare il tempo. A me è venuta questa idea perché dico come possono questi ragazzi uscire un po' dalla famiglia il fine settimana, perché i nostri genitori ormai sono
stanno diventando anche, hanno le loro esigenze e, e noi abbiamo l'esigenza di stare insieme, uscire in compagnia e in maniera autonoma. Ad oggi, grazie ai nostri genitori, possiamo fare queste esperienze, ma con la speranza che a lungo andare ci siano anche dei volontari più giovani, cioè no, più gioventù entra in questa associazione, noi siamo contenti, diciamo. Beh, certo, mi sembra un'ottima idea questa idea che hai voluto fondare questa associazione. Insomma, è importante, quindi fate gite, fate escursioni, momenti belli, divertenti. E, beh, insomma, un'ottima cosa. Allora, grazie proprio anche all'associazione appunto I Ragazzi del Piave che è nato questo libro di Giovanni Gulino. Allora, questo autore dopo gli faremo un'intervista, lui sta a Marina di Ragusa, quindi lo sentiremo con un collegamento via internet. Lui sono anni che scrive poesie, poi ci racconterà. E lui è completamente dedito alla poesia dopo che ha perso il lavoro per tutta una vicenda che poi ci racconterà. E quindi ogni tanto vince premi. La poesia che abbiamo sentito prima ha vinto un premio ed è una poesia, come avete sentito, contro la violenza di genere. E lui sensibile a tanti temi che sono quelli della natura, dell'inclusione, della disabilità, perché anche lui ha una, appunto soffre di una disabilità anche lui. Però io quello che vorrei fare, anzi te lo farò fare a te, un appello a iscriversi all'associazione I Ragazzi del Piave, a cui possono partecipare tutti, persone con disabilità e persone senza nessuna disabilità. Allora, l'obiettivo proprio di questa associazione è di avere più persone, il più possibile. Quindi faccio un appello a tutti, persone con disabilità e non, ad iscriversi tramite il nostro sito www.iragazzidelpiave.it oppure consultare i nostri canali social Facebook, Instagram e Twitter. Perfetto, loro sono molto attivi, fanno un sacco di cose e sì, vi consiglio anch'io vivamente l'iscrizione a questa associazione perché insomma è una cosa interessante, è una bella cosa. Vogliamo passare a collegarci con il nostro amico siciliano Giovanni Gulino che ci racconterà un po' tutta la storia di lui poeta. Allora, la prima cosa che ti chiedo è da quanto tempo e perché scrivi poesie? Ma scrivo, ho iniziato a 15 anni, quasi per gioco, ho fatto 2 libri, nel 2008 Giove Dream, nel 2012 Gabbiani, che ho regalato a parenti e amici. Scrivo per mettere fuori sentimenti ed emozioni e ritengo che tutte le persone con difficoltà fisiche dovrebbero scrivere perché la poesia è una cura, è terapeutica, in genere tutto l'arte è terapeutico. Assolutamente sì. Adesso allora, ti faccio una domandina di quelle contorte, ma tanto so che tu puoi rispondere benissimo. Secondo te, ai giorni nostri, no, in cui tutto viaggia sui social, quindi con l'immediatezza delle immagini,
le frasi brevissime in un'era in cui comunichiamo con le emoticon e con, appunto con le immagini. E, ha ancora senso la parola poetica? Ma la parola poetica ha sempre senso perché tutto quello in cui ci imbattiamo nella vita può essere poesia. Oggi i mass media non sono dei migliori perché non fanno del culturale, ma comunque nonostante la decadenza della società la poesia ha sempre un senso nella vita. Bene. E quindi a cosa servono i poeti? Ma i poeti servono a insegnare agli altri a catturare l'essenza della vita e la bellezza che oggi si è persa perché sono decaduti i valori nella società moderna. Un'altra cosa, dovresti dirlo, io lo so, però dovresti dirlo a chi ci vede poi, ai telespettatori di HTO TV, da dove prendono spunto le tue poesie? Ma dalla mia disabilità, dall'amore in ogni sua forma e anche, diciamo, dagli affetti familiari. Ce ne sono alcune dedicate a mio nonno paterno che l'ho conosciuto scomparso per incidente in Calabria nel 64. E io Mm. credo nell'amore autentico, ma giustamente l'amore autentico non si trova risvoltando l'angolo. L'amore potrebbe arrivare per me che sono in questa condizione, così come potrebbe non arrivare. È difficile, ma meglio sempre lasciare un barlume di speranza. E poi diciamo che tu scrivi poesie, sì, ispirandoti all'amore, però all'amore non solo per una donna, ma anche all'amore in generale, inteso proprio come l'amore per la vita, l'amore per la natura, perché le tue poesie parlano di natura, parlano di mare, a parte che, ragazzi, lui vive in Sicilia, in un posto bellissimo a Via Marina di Maria di Ragusa. Ragusa, però sono eh, da Ragusa. e quindi vogliamo parlare del mare di Marina di Ragusa, è gioco forza scriverci su delle poesie, no? Non si può Una non... foto dedicata al mare d'autunno di Maria di Ragusa. com- Eppure mi ricordo cosa ho mangiato il pomeriggio che ho scritto quella poesia. La sera ho mangiato un buon risotto con la zucca e la ricotta. E allora guarda, qua ce l'ho proprio pronta, guarda caso aperto, si è aperto qua, cioè, vedi, il destino. A proposito di mare, questo tuo libro che facciamo vedere, dopo lo facciamo rivedere bene, c'è una poesia che si intitola Mare d'autunno, ce ne stanno diverse sul mare. Adesso io leggo questa, che a me piace tanto. È una tiepida giornata di sole autunnale. Sono qui che guardo il mare. La mia mente vola a fantasticare. Quanta bellezza ammirano i miei occhi. Della campana non odo più i rintocchi, che scandiscono lenti il passar delle ore. Maestosa bellezza del creato, il mare d'autunno. Io sono qui, meravigliato, affascinato, incantato. Guardare con stupore questo immenso mare, solo occhi sensibili e pieni di poesia lo possono fare. Mi inchino alla vita. Lei mi ha dato la possibilità di capire cos'è davvero la bellezza. Guizzi di luce penetrano il mare e il sole sembra volerlo baciare. Ma tu questa veramente l'hai scritta in una giornata d'autunno? Sì, era, mi pare, fino a ottobre. Mm. Beh, O fino a ottobre, tra la fine di settembre e fino a ottobre. Il tempo mi pare che era un po' col sole, un po' nuvoloso. Sono sceso alla rotonda che c'è la scivola e ho trovato l'ispirazione. ce l'hai fatto proprio No, vivere. l'ho scritta a casa, non l'ho scritta mentre ero in loco. L'ho Mm. scritta a casa. Mi sono messo davanti al computer e è venuta fuori quella poesia di sera. Bene. Secondo te, per scrivere delle belle poesie è davvero necessaria la sofferenza?
Allora, è chiaro che chi è provato dalla sofferenza nasca un talento particolare, un carisma particolare. Io ho un carisma particolare per la poesia e con la crescita e la maturità sto imparando a essere empatico e ho un carisma particolare. Sto imparando ad avere un carisma particolare per i giovani. La sofferenza insegna tanto, si impara soffrendo. Mm. È vero che talvolta si scrivono poesie partendo da un'assenza di qualsiasi cosa, può essere di una persona, di qualcosa che manca. Come? Non ho capito. Se secondo te spesso la poesia parte da un'assenza, da qualcosa che manca, non solo una Certo, persona. quando manca una persona cara può scaturire l'ispirazione poetica. Infatti, ho Tragedia del maggio del 64 dedicato a mio nonno, poi mio nonno Mm, è vecchia poesia degli anni 60, dedicati appunto al mio nonno paterno, che non ho mai conosciuto, ma mi sento molto legato a lui. bene. Senti, ma tu quanti anni avevi quando hai scritto la tua prima poesia? Di che parlava? Niente, è una fesseria, l'amore è il sentimento più bello della vita, pensieri puerili da bambini, perché le prime poesie le ho scritte a 15 anni, erano immature, però ricordo che si chiama L'amore è il sentimento più bello della vita, è una grandissima fesseria, come del resto tutte le poesie di quel periodo. Devo Mm. essere obiettivo, mica posso fantasticare. E secondo te, quando è che la poesia è veramente, si può chiamare veramente poesia? Cioè, quando è che un poeta si può considerare proprio poeta con la Ma prima I? quando ha una certa maturità interiore e anche mentale, se non si ha una maturità interiore e una maturità mentale, nelle poesie non ci può essere vera poesia, sono pensieri puerili e là finisce il discorso. Quando magari toccano il cuore di un'altra persona, quando arrivano a qualcun altro. Quando arriva nel cuore della gente, quando alla gente, leggendo le sue poesie, comunica con le sue poesie qualcosa di importante che abbia un senso e che gli altri ne possano prendere un insegnamento, uno spunto. E le tue poesie, insomma, direi che ci riescono. Poi, c'è un momento della giornata in cui ami particolarmente scrivere? O il pomeriggio o la sera, Mm. difficilmente la mattina. Che la mattina ancora i sensi sono No, la annebbiati, poi ci mattina sono esco, cose da faccio la fare. passeggiata, bevo il caffè, queste cose qua. Il pomeriggio o la sera mi viene più facile. Ti viene l'ispirazione. Sì. Più la sera, quindi, beh, in effetti è così, sì, gli scrittori si dedicano allo scrivere. Di notte dormo. Fabrizio De André di giorno dormiva e scriveva di notte. eh. Senti, ma tu scrivi di getto, oppure le tue poesie sono frutto di lunghe riflessioni? Allora, a volte mi getto, a volte ci rifletto di più in base a come mi sento interiormente. Mm, bene. C'è un libro, un romanzo oppure un'opera poetica che ti piacerebbe aver scritto tu, che dopo averla letta dici, mannaggia, perché questa non l'ho scritta io? C'è una cosa che ti Un'opera piace che mi particolarmente? piacerebbe aver scritto io. Allora, Silvio di Leopardi e Quella è... poi ho sceso un milone di scale dandoti il braccio. Mm, ok. Ehm, Un'altra cosa, perché le persone dovrebbero comprare questo libro di poesie di Giovanni Gulino, devo dire con la collaborazione dei ragazzi del Piano, poi? Perché dovrebbero acquistarlo? Cioè fai adesso su due piedi una specie di spot per invogliare il pubblico a comprare questo libro.
Ma perché dalla poesia scaturisce la bellezza capendo la bellezza, cercando di carpire il senso di bellezza, gli altri possono imparare a vivere una vita più serena e non più preoccuparsi per cose futili. A volte ci disperiamo per cose futili e non diamo valore alle piccole cose. Ecco, la poesia insegna a dare valore alle piccole cose, tipo scrivere davanti a un tramonto oppure davanti a una tazza di caffè. Le piccole cose sono quelle che insegnano davvero cosa conta nella vita. Io posso insegnare qualcosa agli altri, ma anche un altro poeta molto più bravo di me potrebbe insegnare qualcosa agli altri. Ogni poeta insegna qualcosa di diverso in base a quello che è alla sua formazione. E quindi parecchi ci si ritroverebbero in questo tuo libro. Spero di sì. Ora no perché l'ho scritto io, però. Per esempio, io quando l'ho preso, ho detto, adesso, ora, eh, ora mi ritrovo. A parte che eh, fra me e te si è instaurato, anche se, anche se siamo a distanza, ma io ti sento molto vicino, perché sei una persona speciale e ti vorrei proprio qui conoscere proprio di persona. E, e i ragazzi mi chiedono ma lo senti ancora? E quando gli ho, gli ho detto che hai scritto questo libro, si sono emozionati. Eh, hanno detto, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta a superare un ostacolo della vita. Vedi che bello? Allora, Paolo, ostacoli nella disabilità non ce n'è, gli ostacoli li crea la nostra mente, perché lo dice la stessa parola, la mente. Quindi diceva, non mi ricordo chi, forse un filosofo o un poeta latino, soffriamo più per la nostra immaginazione che per la realtà. Quindi dovete concretizzare questo incontro. O tu vieni qua a San Millán di Piave o tu vai in Sicilia, che è ancora meglio, secondo me. Quindi l'hai invitato Paolo ad andare in Sicilia, Sì, a sì, venire a ma trovarti. dovevano venire l'anno scorso, ma non è stato possibile. Spero che verranno giù quest'anno. Poi guarda, io ogni tanto lo sento e lui mi dice: Stasera mi sono mangiato le arancine, mi sono mangiato delle cose buonissime fanno in Sicilia, quindi La bisogna, carbonara della nonna. capito? Bisogna affrettarsi. Ah. Che poi voi siete quasi coetanei, perché tu quanti anni hai? 34, Come? 35. Tu quanti anni hai? Siete coetanei quasi voi due. Che età c'hai tu? 34? 35, 2 anni in più di Paolo. Paolo è del 92, ad agosto ne fa 33. E appunto siete praticamente coetanei, quindi sì, bisogna organizzare assolutamente questo incontro. Io ho creato anche un gruppo, i sognatori che Giovanni è dentro al nostro gruppo telefonico e questo mi fa molto, mi Ah, onora, il gruppo. Bene. mi onora Beh, è una bella cosa. Sì. Non ho capito qual è il gruppo Avvisi Genere. quello che sei dentro, i sognatori, quello che quello Ah, che sì, mi, sì, Gruppo dei sì, sognatori lo su conosco. Facebook. No, WhatsApp. WhatsApp, gruppo WhatsApp dei sognatori, Sì, lo bellissimo. conosco, ora mi è venuto in mente, lo conosco, sì. Eh,
tu ogni tanto a sti sognatori mandagli una delle tue poesie. Sì, te le manda. Bene, me ne manda. Bene. Senti, un'altra cosa, allora, ancora oggi, ma la cosa poi nasce secoli addietro, si usa per i poeti chiudersi nei circoli letterari dove si incontrano, si leggono tra loro, si confrontano tra loro. Non credi che ancora di più oggi il poeta, sì, comunque il poeta debba proprio parlare alla gente, la poesia dovrebbe essere avvicinata proprio all'uomo della strada, quindi fare, io dico sempre la poesia democratica, no? Fare presentazioni magari nei mercati piuttosto che nelle piazze. Pensi che Allora, sia... io ti dico una cosa, ovunque si può fare poesia se uno ha questa predisposizione d'animo, se uno non ha predisposizione d'animo dovrà fare altro nella vita, ma se uno ha una predisposizione d'animo e una mentalità per fare poesia, ovunque si può fare poesia, anche al gabinetto. Mm, bene. Senti, quali sono i poeti su cui tu, diciamo, con i quali ti sei formato, i tuoi preferiti? Ma c'è Leopardi, poi del Novecento c'è Primo Levi che è un poeta ebreo che ha scritto la bellissima poesia di un uomo, voi che vivete sicuri nelle vostre tipiche case, eccetera, eccetera. Bellissima, l'ho portato all'esame di quinta elementare. Ah, bene. E poi degli autori contemporanei mi dicevi che tu segui una poetessa contemporanea. Quindi sarà Luisa Di Francesco. Ho comprato di lei due libri di poesie e ho letto il libro di poesie di Pierfranco Bruni che è di San Lorenzo del Vallo della provincia di Cosenza, quale è candidato al premio Nobel. Ma tu pensi che continuerai a scrivere solo poesie oppure hai idea di dedicarti anche alla narrativa, quindi alla prosa? Allora, alcuni me l'hanno detto, cimentati sulla prosa, ma con la prosa non ci ho mai provato. Per ora scrivo poesie e poi accoglierò tutto quello che la vita mi presenterà, mai porre limite alla provvidenza. Magari un giorno scriverai anche un racconto o un romanzo, chi lo sa, staremo a vedere, tanto sei talmente giovane, c'hai tutta la vita davanti per scrivere. E, c'è un libro che in questo momento è sul tuo comodino che leggi la sera prima di andare a dormire, o anche nel pomeriggio, quando vuoi. Ho cominciato a leggere nel maggio del mattino della poetessa tarantina Luisa Di Francesco, con la quale sono in contatto. Ora lo devo completare, prima o poi lo completerò, noia Mm. permettendo. Bene, e c'è qualcosa a cui tu stai lavorando in questi giorni, in questo momento? A parte che tu sei un produttore di poesie quotidiano, e lui le sforna come un fornaio sforna le pizzette la mattina, è un creatore di poesie continuo, ma c'è un progetto che vuoi portare avanti a cui tu stai lavorando in questo periodo? Allora, i prossimi appuntamenti saranno che di questo libro ne parlerà Rai News, il TG2 Agab, poi a quando storie racconterò la mia vita e dopo che finirò di presentare questo libro mi dedicherò a scrivere poesie nuove. Ora l'ultima l'ho scritta pochi giorni fa che te l'ho mandata, che si chiama Mhm. Contemplo. Ed è E questo libro bellissima. oh, Quella poesia che sì, mi hai mandato è bellissima. Vediamo se riesco a recuperarla. Ce e l'ho poi qua. il libro, questo libro verrà presentato al Parlamento europeo, alla sede di Roma e alla Camera dei Deputati. Anzi, non dimenticare di chiamare la Camera dei Deputati il 15 settembre. Va bene. No, me l'avevi mandata per email. Io se la recupero Sì. in tempi brevi, forse sì, vediamo. La vorrei leggere in anteprima per gli ascoltatori e i No, ma telespettatori, non eccola c'è qua, nessun... di HTO TV. Ce l'ho qua, vediamo un po', perché mi avevano colpito, eccola qua. Contemplo era quella che dicevi tu prima, no? Quest'ultima. Sì, ma non c'è il quest'ultimo libro, però. No, questa non è qua su, è un'anteprima, non è qua.
No. È una cosa che Giovanni ha scritto l'altro giorno e si intitola Contemplo. Contemplo nell'iride dei tuoi occhi il fascino avvolgente della tua bellezza. Nel turbinio dell'esistenza cerco di te l'essenza, che fa da scudo quando il mio cuore tace. Pace della mia anima sei tu, stella del mare nei miei sogni, implorante speranza rassicurante. Cammino come un viandante in cerca... Eh? Orante, orante, orante. Orante, speranza rassicurante. Scusa, Cam- però, Eh? scusa, dico che t'ho corretto. No, no, non ti preoccupare. Eh sì, perché se forse mancano due lettere. Cammino come un viandante in cerca dei tuoi occhi. Mi fermo, sorrido, sei dei miei sogni l'infinito. Io questa la trovo bellissima perché poi è anche molto molto musicale. Emozionante. Vero che bella, la conoscevi questa? Non me l'aveva messa sul gruppo dei sognatori. Cosa devi mettere sul gruppo dei sognatori? Assolutamente. Tu ogni tanto vinci dei premi, delle menzioni di merito per le tue poesie, vero? Che sono delle pergamene, non sono le coppe, però va bene lo stesso. Mm. Ok. E senti una cosa, c'è qualcosa che vorresti dire ai ragazzi del Piave, oltre a ringraziarli per la collaborazione che ti ha permesso poi di uscire con questo libro qua? C'è qualcosa che gli vorresti dire? Così Sì, pubblicamente? grazie per tutto il lavoro che avete fatto per la pubblicazione del libro e nei limiti delle vostre possibilità cercate di realizzare sempre i propri sogni. Arriverà anche per noi il momento di avere una relazione sentimentale e affettiva e anche sessuale, non vi perdete mai. Che bello, guarda, sembra veramente che tu stia qua con noi, no? Vero? Sì. E tu Paolo che gli vuoi dire a Giovanni? Qualcosa? E- Guarda Però, che già ho detto delle cose bellissime prima, però allora, altre cose, questa è l'occasione giusta. sì, allora, a parte che, te l'ho già detto, io mi sono emozionato quando eh, ho ricevuto questo libro. Ecco, allora, i ragazzi, hai toccato proprio i temi che io vorrei affrontare con i ragazzi. Quello della sessualità è un mio Un eh, punto fermo, però. un punto fermo perché sentiamo proprio che la sessualità è un tabù ai giorni nostri. Infatti, adesso ho collaborato con, con un gruppo proprio della Sicilia per creare anche una sorta di workshop Mm. dove si inizia inizia a parlare Parlare di questa tematica perché la tematica è tabù per molti ragazzi con disabilità. e i ragazzi sono stati entusiasti Certo. eh, perché al giorno d'oggi parlare di sessualità, parlare di, di sessualità, dei sentimenti, eh, delle emozioni interne è, per noi una cosa grandiosa, anche perché la gente ti dice, ah, cosa stai dicendo? Non ti guarda con, con gli occhi del cuore, te lo
ti guarda solo con, che sei in carrozzina. Sì, infatti è un tabù questo della sessualità. Io ne parlo perché parlo sempre di tutto, ma molti non ne parlano. La colpa è delle famiglie. Le famiglie non abituano i figli con disabilità a parlare di queste tematiche. E infatti a me fai, ti ammiro perché stai portando avanti delle tematiche anche a livello europeo, guarda che non è da tutti. Io Lo so. ti appoggio, anche se sono a distanza, però ti- La distanza la vedo abbattuta, guarda, perché veramente questa collaborazione è bellissima. sì, sì, Ha buttato via tutte le distanze, tutte le disabilità. Ok. ok. Va bene, va bene. Io intanto ti ringrazio. Ringrazio Paolo, no, lui è presidente di questa Grazie associazione, a voi. ringrazio tantissimo. Ringraziamo i ragazzi del Piave e io chiuderei con una tua poesia. E visto per restare in tema, leggerei una poesia che si intitola La poesia, giustamente. La Sì. poesia è dolce carezza per l'anima mia, struggente rievocatrice di ricordi in momenti di malinconia. È il modo più nobile e raffinato di esprimersi, specie negli attimi di solitudine e di dolore. Se questa bella passione si può coltivare e condividere con altri, non saremo mai gli unici portatori d'amore e d'emozioni, finché non saremo costretti a fermarci al più importante bivio della vita, che è la morte. La poesia a noi poeti ci farà sentire risorti. E io la trovo bellissima. Grazie, Grazie. Anni, grazie mille. E adesso il prossimo passo è che vi incontriate. Fate un po' come E mi infatti, pare. Tu vieni qua, lui da là, insomma, vi dovete vedere. Io consiglio di andare là, si mangia benissimo. E grazie, veramente grazie a te, grazie a grazie te. ai ragazzi del Piave, grazie a Paolo. Grazie per quello che avete fatto ancora. Eh? Grazie per quello che hanno fatto i ragazzi del Piave. Non ho capito, non ho capito che hai detto. Grazie per tutte i ragazzi del Piave. Ah, ok, benissimo. Allora, grazie. Noi stacchiamo.